Seconda corsa, il premio Cangini e Tucci, dotazione di 6.600 euro, corsa riservata ai gentleman. Andiamo a leggere il campo dei partenti, campo che ha perso il numero 6 che è stato ritirato. Numero 1 Aretha Franklin, Daniele Orsini, 2 Impeto Black, Michela Rossi, 3 Illinois Mark, Enrico Cuglini, 4 Iris Star, Cristiano Pepponi, 5 Golda Meir, Monica Gradi, il 6 è ritirato. Seconda fila per 7 il Pasqualino, Stefano Marsili, 8 In the Night B con Leonardo Vastano. La macchina allunga, sta per chiudere le ali ed è già nettamente davanti a tutti. Illinois Mark che guida, cerca subito la seconda posizione con una partenza molto svelta in the Night B e riesce a ottenere quanto voluto. Quindi in the Night B si colloca in seconda posizione a seguire Illinois Mark, mentre gli altri cavalli devono adesso adeguarsi nelle posizioni di rincalzo. 15-1 per il primo parziale, per i primi 200 metri, c'è un po' di mossa in mezzo al gruppo e ora vediamo come si delineerà la corsa con Iris Star che è rimasto a destra e sta cercando disperatamente una collocazione. 400 metri in 29,7 in conserva, comunque nulla di eccezionale, però un po' di andatura c'è stata soprattutto nella fase di adeguamento del gruppo. Si percorre molto tranquillamente la seconda piegata con Enrico Cuglini che gestisce la situazione da par suo e in 45,5 si superano i 600 metri con 3 pariglie che si sono formate. Quindi abbiamo Illinois Mark con alla sua destra Iris Star, poi abbiamo In the Night B con alla sua destra Golda Meir e poi abbiamo il numero 1 di Aretha Franklin alla sua destra Impeto Black. Abbiamo passato in 1-1 appena abbondanti gli 800 metri e ora si imbocca la penultima piegata della corsa quando scatta in terza ruota Golda Meir che prova ovviamente a dare lo scossone forse più importante della corsa. 1:17,2 per il chilometro. Monica Gradi ora si trova di fianco a Illinois Mark, Enrico Cuglini prova a comandare a un maggiore impegno il suo allievo ma sembra predominante l'azione di Golda Meir che entra sempre in prima posizione a questo punto con una mezza lunghezza ma rimane comunque a destra. Stiamo percorrendo l'ultima piegata e stiamo per arrivare alla retta d'arrivo con questi due cavalli che se la giocano e Leonardo Vastano che prova ad arrivare in silenzio da dietro. 14,9 per la curva, sbaglia in the Night B, quindi se ne va Golda Meir. Monica Gradi arriva all'interno, Aretha Franklin per la seconda moneta, quindi vittoria di Monica Gradi con il numero 5 di Golda Meir al secondo posto Aretha Franklin. 1:15,6 per la vittoria della Reva di Robert Graham Müller guidata appunto da Monica Gradi che si aggiudica questo premio Cangini e Tucci. Golda Meir da Anclove, questa femmina di 3 anni che è andata a vincere appunto questa seconda corsa della serata. Guardiamo in slow motion l'arrivo completo, quindi primo il numero 5, secondo il numero 1 di Aretha Franklin, terza posizione per il 7 il Pasqualino, quarto l'8 in the Night Bis è stato lasciato e poi avremo Illinois Mark con Enrico Cuglini.